Presidente Bolzonello, la rievocazione storica di Palmanova è uno dei punti centrali dedicato a questo filone culturale. Potrebbe rappresentare qualcosa di più, diventare un vero filone? Ma assolutamente sì, questa è la più importante rievocazione storica che riguarda il 1600, ma poi c'è il Medioevo al Vasone, c'è Spilimbergo, c'è Venzone, c'è Aquileia, il periodo romano, insomma ce ne sono moltissime. Devo dire qui l'amministrazione ci ha sempre creduto, il sindaco Martinez in particolare sta facendo un grande lavoro, io penso che questa potrebbe realmente diventare, per quanto riguarda il 1600, uno degli eventi più significativi. Fate conto che il più grande evento in Europa riguarda una cittadina olandese con circa 1500 persone che animano questa rievocazione. Qui siamo già a 600 e 3 anni fa eravamo attorno ai 250 circa, quindi in 3 anni c'è già stato un triplicarsi delle presenze. Questo sta a significare che c'è ovviamente un interesse e l'interesse poi è dato dal numero delle persone che presenziano a questi eventi, che partono, come dicevo, dall'età romanica e arrivano alla battaglia napoleonica, per dire, di Porcia. Quindi veramente è un prodotto che potrebbe realmente diventare uno di quei club di prodotto che stiamo sperimentando per il Friuli Venezia Giulia, su cui innestare una serie di ragionamenti.